Buonasera, ai titoli con le principali notizie. A Palermo, bimba di 3 anni muore nello schianto dell'auto contro un muro, illesi la madre che la teneva in braccio e il fratello gemello. Alla guida il padre senza patente, positivo all'alcol test. Dopo la notte di boati sull'Etna si è affievolita l'attività di Fontana di Lava dal cratere Voragine. La pioggia di Lapilli ha annerito Zafferana, attrazione per i turisti ma disagi per i residenti. A Stromboli aumenta l'attività e resta l'emergenza per l'eruzione. Monta intanto la polemica. Il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, ha annunciato l'intenzione di possibili dimissioni dalla carica di commissario per l'emergenza. Tanti siciliani che scelgono il mare e le spiagge dell'isola. A Catania il centro storico si anima con le visite all'anfiteatro romano e la stagione dei saldi. Domenica di tregua sulla 18, dove improvvisamente è scomparso il cantiere tra Cireale e Giarre per una settimana, che per una settimana ha causato incolonnamenti in autostrada. Calciomercato, primo giorno di ritiro oggi a Livigno per il Palermo, che ha preso dalla Fiorentina il terzino Pierozzi. Sunas e Verna nel Catanzaro tra gli obiettivi del Catania. Buonasera, e dunque in braccio alla mamma. Sarebbe morta così la piccola Aurora di 3 anni, vittima di un incidente stradale a Villa Abate nei pressi di Palermo nella notte tra sabato e domenica. A causare l'incidente il padre, che era alla guida e che secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato positivo al tasso alcolemico e senza la patente. Orazio Longo. Erano stati in una pizzeria sul lungomare di Aspra a Bagheria. Poi, mentre stavano rientrando a casa, l'impatto fatale lungo questo muro in via Natta, nei pressi di un sottopasso dell'autostrada, a finire la corsa contro il terrapieno. Come si vede dalle immagini, sono ancora visibili le tracce della traiettoria, i rami spezzati e pezzi dell'autovettura sparsi. A perdere la vita la piccola Aurora di 3 anni, figlia dell'uomo, un quarantenne, che al momento dell'impatto si trova alla guida dell'auto. A bordo anche la mamma, che secondo quanto avrebbe riferito a una parente avrebbe avuto la bambina in braccio, il fratellino gemello di Aurora e quello più grande. Tutti illesi tranne lei, la piccola, a cui non è servita la corsa in ospedale da parte dei sanitari del 118 per salvarla. È la ricostruzione che emerge della tragedia avvenuta nella notte tra sabato e domenica a Villa Abate, a pochi chilometri da Palermo. L'uomo, che secondo le prime notizie sarebbe stato senza patente e con un tasso alcolemico superiore allo 0,5, rischia la denuncia per omicidio stradale. Agli investigatori avrebbe detto che i freni hanno smesso di funzionare, ma sulla dinamica e sulle cause stanno indagando i carabinieri coordinati dalla procura. Mentre in paese qualcuno ricorda che 2 anni fa lo stesso automobilista finì contro 4 auto parcheggiate. Il sindaco di Villa Abate parla di comunità sconvolta. Interviene anche il ministro Salvini, che bolla come irresponsabile l'atteggiamento dell'uomo alla guida e rinnova l'appello al Parlamento affinché si approvi definitivamente il nuovo codice della strada. Secondo il bilancio dell'osservatorio dell'Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale, che chiede il ritorno al reato penale per la guida senza patente, si tratta della 12ª piccola vittima della strada nel 2024 a causa di comportamenti gravissimi che meritano provvedimenti straordinari. Adesso sull'Etna, con boati, fontane di lava e l'immancabile sabbia lavica, pioggia di cenere nel versante soprattutto sud-est del vulcano, interessato l'intera giornata, ma l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia segnala che appunto l'energia è rallentata e dunque la fase parossistica pare conclusa. Tonino De Mana. Un'altra eruzione, un altro risveglio tra ripetute esplosioni, fontane di lava e l'immancabile cenere lavica. Etna, croce delizia, da un lato lo spettacolo della natura, dall'altro il rovescio della medaglia, con interi paesi sepolti dalla cenere vulcanica, questa volta caduta copiosa su Milo, Sant'Alfio, Santa Venerina, Zafferana e Giarre. Il risveglio dell'Etna è coinciso con quello degli abitanti, scossi poco prima delle 4 da una serie di boati che hanno preceduto l'eruzione, con fontane di lava visibili anche in Calabria. Osservato speciale ancora il cratere Voragine, con l'INGV di Catania a monitorare l'evolversi della situazione. La frenologia è stata la stessa, però i venti dominanti in direzione est hanno causato la ricaduta di materiale piroclastico
fra i paesi di Zafferana e Milo e Giarre. La frenologia si è conclusa dopo circa 6 ore e rientra nella tipica attività esplosiva di intensità parossistica dell'Etna che ormai caratterizza questo vulcano da oltre 20 anni. Conclusa l'attività stromboliana intorno alle 11, resta una colata lavica nella zona sommitale nord-ovest. Nei comuni di Sant'Alfio, Santa Venerina e Zafferana è stato istituito il COC, mentre a Giarre è stato organizzato un vertice intercomunale per fare il punto della situazione e coordinare le azioni di soccorso ed intervento. Lo sentivate nel servizio, Zafferana si è svegliata sotto una pioggia di cenere, attrazione per i turisti ma non per i residenti, alle prese nuovamente con la pulizia di terrazzi e abitazioni. Ancora Tonino De Mana. Un'autentica pioggia di cenere su Zafferana, siamo a Piazza Umberto, letteralmente ricoperta della coltre nera. Guardate questi tavolini, più di 2 centimetri di cenere vulcanica depositata. Ombrelli aperti, ma non per la pioggia, tanto attesa in questo torrido inizio d'estate. L'emergenza cenere lavica colpisce duro questa volta il versante sud-est dell'Etna, ricoprendo di sabbia nera Zafferana e dintorni. Mattinata surreale tra chi spazza o si ripara dalla cenere e chi la immortala, pronta a portarla a casa come souvenir. Da dove viene? Da Padova. Per lei questo è uno scenario mai visto? Mai visto, è spettacolare, la natura ci ha proprio lasciato senza parole stamattina. Scommetto che lei prenderà una bottiglietta e porterà un po' di cenere. Già fatto, anche perché ho i bambini di là che sono rimasti affascinati. Un'attrazione. Per noi che siamo in vacanza sicuramente, per chi abita qua e deve magari andare a lavorare potrebbe essere un disagio. Lei che ha pronto qualcosa, una bottiglietta per portarsi questa cenere a Novara? Non ancora, ma farò in tempo. Dove porterà questa cenere? A Novara, E cosa dirà, cosa racconterà ai suoi concittadini? che è bellissimo. Da un lato il turismo, dall'altro i disagi e la consapevolezza di affrontare una ciclica emergenza. Purtroppo torniamo a gestire l'emergenza che abbiamo già vissuto nei 5 anni precedenti, lo facciamo con il sistema che ormai è rodato, abbiamo attivato il COC, abbiamo predisposto le ordinanze che riguardano la circolazione e ora iniziamo a contattare le ditte per cominciare a pulire il territorio. Rinviata a data da destinarsi anche la cronoscalata automobilistica Giarre-Milo ed ora come sempre resta il problema della raccolta e dello smaltimento della cenere che ha già mandato in tilt Catania, tanto da indurre il sindaco trentino a rivolgersi con un post su Facebook ai propri concittadini chiedendo pazienza visto che il servizio di raccolta potrebbe durare più del previsto. Dall'Etna Stromboli, dove stamattina c'è stata un'assemblea dei residenti proprio per parlare dell'emergenza legata alle eruzioni e intanto l'intensità dell'attività riprende. Francesco Triolo. Si intensifica l'attività effusiva sullo Stromboli con un delta lavico che si è venuto a creare sulla costa. Sono queste le novità che ha evidenziato l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia attraverso il suo personale sul campo. Una intensificazione dell'attività effusiva sulla sciara del fuoco prodotta da 2 bocche alla quota di 85 metri sul livello del mare e che la colata ben alimentata raggiungendo la linea di costa ha formato un piccolo delta lavico attualmente in espansione. Il flusso lavico venendo a contatto con l'acqua del mare provoca la formazione di una nube di vapore e si continua ad osservare anche il rotolamento di blocchi lavici incandescenti che cadendo in mare provocano piccole esplosioni e oscillazioni nella superficie dell'acqua. Proprio per questo il comune di Lipari da ieri ha interdetto le spiagge più prossime alla sciara del fuoco e quelle per le quali i tempi di allontanamento in caso di attivazione delle sirene siano troppo lunghi, come ad esempio la spiaggia lunga e le calette nell'area di Piscità. Raddoppiata la presenza dei vigili nel fuoco nell'isola che stanno utilizzando il geoportale per il monitoraggio cartografico avanzato grazie al supporto ai dati satellitari per garantire una sorveglianza continua e dettagliata. Vietato anche l'attracco ai vaporetti delle escursioni giornaliere che si sono riversati però su Panarea. 3.000 turisti e 15 vaporetti sono arrivati solo ieri in poche ore, provocando la rabbia degli isolani. Intanto questa mattina si è tenuta un'assemblea nella chiesa di San Vincenzo. L'INGV ha spiegato la genesi, lo sviluppo e lo stato dell'arte del fenomeno vulcanico in corso. Presente anche il sindaco Riccardo Gullo. Si è cercato di analizzare la situazione. Il sindaco ha anche paventato l'ipotesi di possibili dimissioni dalla carica di commissario per l'emergenza.
È in coma, ma non si può iniziare l'osservazione per morte cerebrale perché il 17enne picchiato giovedì scorso in via Macheda a Palermo non ha documenti e non è stato ancora identificato. Il giovane, di origini nordafricane, probabilmente giunto in Sicilia dalla Tunisia su un barcone, è stato pestato quando era insieme a un gruppo di migranti che ha avuto contrasti con un venditore ambulante tra via Macheda e via Fiume. Continuano le aggressioni contro gli operatori sanitari. Questa volta è toccato a un operatore del SEUS del 118, colpito ripetutamente con una stampella da un'anziana durante un intervento al pronto soccorso del Policlinico di Palermo. In un altro episodio, un medico in servizio al pronto soccorso dell'ospedale Papardo di Messina è stato colpito da un paziente psichiatrico riportando un trauma cranio-facciale. Vacanze a casa per tanti siciliani che promuovono il mare e le spiagge dell'isola. Francesco Aloi. Voi per le ferie avete scelto la Sicilia dalla Sicilia. Sì, perché il nostro mare non lo cambierei mai con nessuno. Lei arriva da? Da Catania. La Sicilia è la terra più bella che c'è. Voi da dove arrivate? Da Catena Nuova, il paese più caldo d'Europa. Ma cosa vi ha colpito di più della Sicilia? In realtà siamo appena arrivati, quindi ancora adesso non glielo so dire. Lo scopriremo. Abbiamo una settimanina ancora. Volevamo vedere il mare e volevamo scoprire la Sicilia. Sotto l'ombrellone ci si rilassa e lo fa sia chi è già in vacanza sia chi è rimasto a casa. Dove andrete in vacanza? A Favignana. Fine. Quindi resterete in Sicilia? Sì, in Sicilia. Il mare della Sicilia è bellissimo. Facciamo una settimana del Ferragosto a Milazzo con la famiglia. Andremo in vacanza a Lampedusa, isola siciliana, bellissima. Quindi, dove pensa di andare? Lampedusa. Tra le mete preferite dagli italiani secondo JetCoast, nella top 10 ci sono Lampedusa, San Vito Lo Capo e Favignana. Restiamo in tema di vacanze, questa volta a Catania. I turisti affascinati dall'anfiteatro romano, tornato fruibile da pochi giorni, mentre le vie dello shopping ritornano a vivere grazie ai saldi. Desira Ferlito. 78 anni mai, la prima volta. Catania si ritrova tra turisti e cittadini a scoprire la città. L'anfiteatro romano di Piazza Stesicolo riapre le sue porte dopo diversi anni di chiusura e in questa prima domenica di apertura con ingresso promozionale a €3 è tanta la gente che ha preferito la Catania sotterranea a una giornata al mare. Una cosa da visitare, da fare, da buon catanese era da visitare. Un esempio unico al mondo, l'anfiteatro romano di Catania, realizzato in pietra lavica e per questo definito il Colosseo Nero. Con i suoi leggendari sotterranei è tornato a incantare i visitatori, riaperti anche scorci finora interdetti dell'arena capace di ospitare 15.000 spettatori. Molto bello, secondo me è una cosa veramente interessante poter visitare, la storia della nostra città, visitare questi luoghi finalmente aperti al pubblico. E in una Catania più bella che mai, tra storia e cultura, c'è chi si dedica allo shopping nel secondo giorno di saldi estivi. Devo dire sta andando molto bene, c'è tanta gente, anche turismo, quindi non solo italiani ma per lo più stranieri. Ha trovato la giusta occasione? Sì, certamente. Ha riscontrato la convenienza rispetto? Sì, senza dubbio, sì, l'ho riscontrata. Cosa hai trovato? Creme solari, poi shampoo, balsamo e creme viso. Acquisterai qualcos'altro? Pensi? Sto guardando di là se trovo qualcosa da scout, sto guardando in giro, sì. Partenza positiva per la stagione, esercenti in festa, clienti a caccia di occasioni. E sul fronte della viabilità, questa è stata una domenica di tregua sulla 18 dove improvvisamente è scomparso il cantiere tra Cireale e Giarre che per settimane ha causato incolonnamenti in autostrada. Emanuela Corsi.
Poco prima dei caselli il Consorzio Autostrade Siciliane ha messo questo cartello: stiamo riqualificando la rete autostradale, guidare con prudenza, ci scusiamo per il disagio, buon viaggio, e vedremo se sarà veramente un buon viaggio. Domenica di respiro sulla A18 nel tratto tra Cireale e Giarre, dove sono in corso lavori di manutenzione. Percorrendo il tratto autostradale, come possiamo vedere, non ci sono più i restringimenti che quotidianamente causano da mesi lunghe file e chilometri di coda, soprattutto nei fine settimana. Una bella sorpresa per i tanti automobilisti in viaggio che si aspettavano un'altra domenica di passione per raggiungere le spiagge del litorale. 2 settimane fa, con le nostre telecamere, vi abbiamo mostrato mezzi incolonnati già a partire dai caselli di San Gregorio, con gli utenti che gridavano alla vergogna. Una situazione perdurante fino a ieri, a stagione turistica avviata. Sotto accusa il CAS, Consorzio Autostrade Siciliane, che gestisce sia la Messina-Catania che la A20 Messina-Palermo, dove anche lì gli utenti segnalano lavori infiniti, criticità e disagi a fronte di costi elevati e spesso non dovuti. Ieri il Codacons ha presentato un esposto ai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro e una diffida al consorzio per valutare la sospensione di ogni attività a seguito delle omissioni nel cantiere, perché stando a quanto denunciato da automobilisti e pendolari, si legge in una nota, si creano enormi disagi, oltre al fatto che gli operai non indossino protezioni di sicurezza. I lavori sulla A18, che ricordiamo si protraggono da mesi, riguardano la sostituzione dei guardrail. Il consorzio ha programmato la sospensione dei lavori tra una settimana a partire dal 15 luglio. Il clamore mediatico e le continue denunce forse hanno concesso questa tregua domenicale. Partecipazione e cittadinanza sono le sfide indicate da Luigi Renna, l'arcivescovo di Catania e presidente del comitato organizzatore delle settimane sociali in corso a Trieste. Sentiamo uno stralcio del suo intervento. Abbiamo attinto all'inchiostro della democrazia per rinsaldare il legame tra storia e futuro. Risaltano 2 parole, traduzione concreta della dottrina sociale della Chiesa e del suo magistero: partecipazione e persona. Entrambe con la lettera P, non è un caso, come la politica, anzi la miglior politica, come lei ci dice nella Fratelli Tutti, a servizio del bene comune, dell'Italia, dell'Europa, del mondo intero, con lo stile della fraternità, quello che ci insegna il buon samaritano. Tutti insieme abbiamo trovato qui il luogo per riscoprirci popolo che è pronto a partire e a riprendere il suo cammino nella vita quotidiana, con delle grandi sfide, quelle della partecipazione e quella di una cittadinanza vera, autentica. Adesso una notizia battuta dall'ANSA a proposito dei migranti soccorsi da un peschereccio tunisino nel canale di Sicilia e trasbordati su una motovedetta della Guardia Costiera. 44 naufraghi sono sbarcati a Lampedusa. Hanno raccontato che all'appello mancano 3 loro compagni di viaggio. Una breve pausa e poi vi porteremo ad Agrigento perché c'è una mostra dedicata ai pupi siciliani. Ad Agrigento c'è una mostra di pupi siciliani ispirata ai maestri palermitani. Davide Sardo. Nel centro storico, a pochi passi dal Teatro Pirandello, in uno dei locali dell'ex convento dei Padri Filippini, è esposta la collezione dei pupi realizzata dal maestro Carmelo Guarneri. Si tratta di una mostra permanente di ben 50 esemplari di pupi lavorati rigorosamente a mano che rievocano le epiche gesta cavalleresche dei paladini di Carlo Magno in lotta contro i saraceni, con tutto un corredo di scenari e sipari. Ho imparato per conto mio a fare i pupi siciliani scuola palermitana, perché ci sono 2 scuole, c'è la scuola palermitana e la scuola catanese. Questa è scuola palermitana, però né li ho visti fare e neanche me lo hanno insegnato. E i nostri pupi che abbiamo qui ad Agrigento, questa vasta collezione di pupi siciliani, non sono secondi a nessuno. Nella prospettiva di Agrigento, capitale della cultura, l'esposizione assume un valore di rilievo e attrae numerosi turisti e soprattutto bambini affascinati dai pupi con le loro armature luccicanti e le piume variopinte sugli elmi. La città di Scicli diventa un francobollo di poste italiane, fa parte della serie tematica Il patrimonio naturale e paesaggistico dedicati ai borghi d'Italia. Veronica Barbarino. Poste Italiane comunica che oggi il Ministero delle Imprese del Made in Italy emette francobollo dedicato alla città di Scicli. Annulliamo un francobollo
facendolo vivere. Cicli in un francobollo, icona per collezionisti. Il prestigioso riconoscimento ha ottenuto tramite le mani del sindaco e dei rappresentanti del Ministero delle Imprese, del Made in Italy, della Zecca e di Poste Italiane l'annullo filatelico nel primo giorno di emissione. 250.000 copie in tutto per il francobollo ordinario appartenente alla serie tematica Il patrimonio naturale e paesaggistico, dedicato ai borghi d'Italia in cui vengono celebrati anche Pesco Costanzo, Stilo e Codrongianos. Naturalmente il nostro Ministero è stato ben felice di concedere l'autorizzazione a questa serie turistica per uno dei borghi più belli del nostro paese, che è Scicli. Il francobollo, realizzato grazie a una foto donata da Luigi Nifosi, ritrae il Colle di San Matteo, immagine simbolo della città iblea, il cui centro storico è stato dichiarato nel 2002 patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO. San Matteo, che è l'emblema della nostra città, chiunque arriva, chiaramente la prima immagine va a guardare è quella. Ora averla anche su un francobollo è una cosa importantissima. In tanti hanno acquistato le prime copie con annullo primo giorno in tariffa B, come souvenir ricordo della vacanza per arricchire la propria collezione o sperando in una futura acquisizione di valore. Breve pausa e poi il calciomercato. Eccoci al calcio, primo giorno di ritiro oggi a Livigno per il Palermo che ha preso dalla Fiorentina il terzino Pierozzi. A breve l'ufficialità di Anastasio al Catania che segue Verna e Morra. Sergio Colosi. Il primo a faticare in ritiro è il Palermo che tra piogge e basse temperature ha cominciato a Livigno la nuova stagione. La società ha chiuso la trattativa con il terzino destro Nicolò Pierozzi, 23 anni dalla Fiorentina, la scorsa stagione 12 presenze in Serie A con la Salernitana e 3 con i Viola tra Conference e Primavera 1. Operazione definita con lo Spezia, il difensore Nicolau diventa rosanero, al club ligure Soleri a titolo definitivo e Aurelio in prestito. Questione di ore anche per l'ufficialità del passaggio del terzino sinistro Armando Anastasio al Catania, molto attivo sul mercato. Nel settore di centrocampo rimane aperta la pista che porta Ciccio De Rose, ma dopo Sunas si segue un altro tesserato del Catanzaro e Luca Verna, 31 anni, con tanta esperienza in B. Un dato è certo, la mediana rossazzurra sarà di categoria superiore. Per l'attacco sondaggio per Claudio Morra, l'ultimo anno 20 gol con il Rimini. Tello interessa al Pisa, sfumato il passaggio al Modena di Furlan. Programmazione e organizzazione non appartengono al Messina Gestione Sciotto, che tra una trattativa e l'altra per la cessione dell'ACR in più di 2 mesi è riuscita a confermare Modica e scegliere Pavone. Tra 35 giorni Coppa Italia a Crotone e ad oggi l'organico conta solo 5 calciatori. Dopo Canutè e Carici, il Trapani, che sogna il ritorno di Murano, avrà una nuova coppia di centrali in difesa, quasi fatta per ben assai della Lucchese, vicino anche Celiento del Bari, con il capitano Sabatino riconfermato e alternativa nel reparto. È tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione e buona serata.